sono stato a un convegno di magia proprio vicino a voi al teatro Stimate e guarda un po' cosa ho imparato al teatro Guardiamo, Stimate. guardiamo. Guarda. Questo qua è quando esci alle Stimate, tu vai per timbro e così. Tutto qua. Eccolo qua, il pronostico, qua ci sarà scritto il risultato finale, eventuali marcatori e l'eventuale vincitore. Comunque devo dire solo una cosa, giovane e anche a Orban. Sta sereno, vedrai che il gol poi arriva. Vedrai. Vedrai. Come diceva mamma quando la mi dava la magnesia, prima o poi si sblocca. Bella discesa di Belgali, Bella! c'è spazio adesso per Giovane, c'è anche Orban in mezzo, Giovane Dai! il raddoppio dell'Hellas! Giovane sforna l'assist, Orban la mette dentro, Orban la mette sul secondo palo e un monumentale Caprile, stavolta deve capitolare. Caprile capritolato. Capitolato ho detto, non... Purtroppo questa partita qua veramente è come un panetto con la sabbia, non sono buono di mandarlo su. Comunque, No, infatti. volete il pronostico numero 1 o numero 2? Il numero 1, bravo! Verona 2, Cagliari 2, c'è. Gagliardini, Orban e Dudelori. Fatto il corso di magia. Volete sapere la numero 2 cosa ha scritto? Certo. Eccolo qua, la numero 2, stesso di quell'altra busta, Ma no, ma che magia è? però attenzione, Felici e quei altri. Purtroppo ha segnato Un Felici. messaggio criptico, Felici, quei bello. All'inizio diceva anche che avrebbe messo il nome di chi aveva indovinato il pronostico. Ciao. Te che massa memoria, ti si come il mio iPhone, ti.